benvenuti alla seconda puntata di Venetos Got Gotti. E insomma è maggio e fra poco inizia l'estate. Te cosa hai fatto, Frank, Si sta pensando di andare a Malta. Ma in macchina o in aereo? No, vado qua a Bettoniera che mio cugino ha un'impresa edile, quindi... E invece te, Claudio? Mi pensavo di girare a Spagna, perché c'è mio zio che ha una fattoria, avevo fare sta io. Beh, sta di merda che si prospetta. Vabbè, non pensiamoci, si faccia avanti il primo concorrente. Ciao, chi sei e da dove vieni? Mi so Podaria Jackson e vengo dal Massachusetts. Podaria? Ma scusa, tuo papà eri imbriaco che una volta che ne andava all'anagrafe? Podaria. Ascolta, che talento ci porti questa sera? Mi imbrocco tutti i vini a oggi sarà. Ah, perfetto. Allora, guarda, ti abbiamo preparato 3 assaggi. Vai, Podaria, il palco è tuo. Sentore di bosco, retrogusto fruttato. Sicuramente è un amarone dell'82. No, qua è scritto Sangiovese. Vabbè dai Claudio, Podaria essere un fiagità. Podaria dai, prego, secondo assaggio. Sto quasi un vin francese, un vino rosso del 72. Qua è scritto Merlot. Vabbè Claudio, Podaria essere qualche difficoltà linguistica, d'altronde viene dal Massachusetts. Ascolta Podaria, dai, ultima possibilità, concentrato, mi raccomando. Maltato. Anche torbato. Sto quasi whisky scozzese. Whisky scozzese? Podaria, ma Podaria mi essere che ti si vengono qua su a scroccare dei gotti? Podaria. E ora Podaria, te podarisi anche andare E torna pure nel Massachusetts, Podaria. Mamma mia, se questa sia partenza, è meglio che tacca a fare gli assaggi anche a me, Frank. Ben detto Claudio, infatti ho 8 ore 2 bottigliette, va. Bravo, Frank.